diciamo al secondo tempo abbiamo pagato un po' il gol preso così, dopo che noi insomma, avevamo dilapidato la possibilità di chiudere la partita, che meritatamente insomma, penso che non ci sarebbe stato nulla da dire perché come volume di gioco e occasioni abbiamo sprecato troppo. Purtroppo la dura legge del gol, del calcio è questo: quando non la chiudi poi paghi. E loro è una squadra che ha dimostrato di avere delle buone individualità, un buon insieme, e alla fine sono riusciti, come dire, a ciuffare il pareggio. E purtroppo, ripeto, abbiamo avuto delle occasioni per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto. Pazienza, ci rimbocchiamo le maniche, pensiamo alla prossima con il grosso, come dire, rammarico di aver sprecato un'occasione, perché questa è una partita che bisognava chiudere e avevamo tutte le qualità per poterlo fare. Sapevamo quello che avevamo di fronte a una squadra che dovevamo così affrontarla, con i cambi gioco, con la qualità del fraseggio che ci doveva portare all'uomo nella parte opposta, come dire, nell'uno contro uno, quindi l'abbiamo fatto bene, siamo riusciti. In altre occasioni, ripeto, dovevamo essere, tutta la lettura è lì. Poi nel calcio si sa, quando non chiudi la partita loro la riaprono. Sì, certo, Savannà è una grande risorsa per il 2005, quindi ha fatto nuovamente una grande gara, poi è calato nella ripresa, sul finire. Ma ripeto, poi la lettura della partita è questa. Mi dispiace perché ripeto, oggi la squadra meritava i 3 punti contro un avversario, ripeto, di grande statura, che si è riuscito a rassettarsi nel secondo tempo e a darci delle difficoltà, perché purtroppo, ripeto, poi dopo il gol ogni situazione, anche col vento a favore, risultava pericolosa, risultava, come dire, noi insomma dal canto nostro abbiamo avuto quelle 5-6 occasioni da rete. Il grande rammarico è questo, ecco. Ha fatto una grande gara, anche lui, diciamo, che è risultato tra i più positivi di tutto l'insieme. Ripeto, stiamo crescendo anche come volume di gioco, sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, è normale. In alcune occasioni dobbiamo essere un po' più attenti, specie nelle occasioni dei gol, che insomma, in cui ci sono stati noi, ci sono quegli avversari, diciamo, che sono di grande valore, perché finora hanno dimostrato nel loro cammino di essere, come dire, una delle migliori squadre, difficile da affrontare, difficile da stanare. Quindi il peccato soprattutto pure per questo, perché non è una squadra facile da domare, da affrontare, quindi eravamo riusciti nell'intento, poi insomma, ci prendiamo quanto di buono questo pareggio e ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo per le prossime gare.